Vacanze in Salute 2013. A questo scopo l'ULSS 10 Veneto Orientale assume 100 stagionali, giovani laureati o diplomati che prestano servizio negli ambulatori delle località balneari fino a settembre. 40 chilometri di litorale tra Bibione, Caorle, Jesolo ed Eraclea, dove arrivano ogni anno oltre 16 milioni di turisti. Sta spopolando in rete Cane, un videoclip contro l'abbandono realizzato sulla spiaggia di Sottomarina. L'autore è Moreno Loddo, vicentino di Breganze, che ha azzeccato un motivetto piacevole e un videoclip con finale a sorpresa. Il cane, alla guida di una Spider, raccatta l'uomo abbandonato per strada. Mareno di Piave paga il condizionatore agli anziani. Sono necessari alcuni requisiti e un certificato medico. Ogni pensionato dovrà infatti avere un attestato di idoneità al condizionatore per evitare che gli sbalzi termici possano creare più danni che benefici. Il servizio è rivolto agli over 65. Arriva il guardiaparco del Sile, un nuovo vigilante che potrà multare le barche che corrono troppo, chi inquina o abbandona rifiuti. Avrà una divisa e un natante e gli sarà conferito lo status di polizia giudiziaria. La richiesta era partita dall'ente parco, stanco di vedere l'area del Sile continuamente oltraggiata. Dentisti abusivi. Dal rapporto Eures emergono dati allarmanti. Il Veneto è al secondo posto come numero di odontoiatri abusivi. Si calcola che ben un dentista su 4 non sia regolare, per un totale di un centinaio a Padova e 1 migliaio in tutta la regione. Oltre ai rischi per la salute c'è il problema dell'evasione fiscale. I saldi partono ufficialmente sabato 6 luglio, ma tutti i negozi praticano già sconti e ribassi. Saldi sotto mentite spoglie, insomma, con riduzioni anche fino al 50%. È una questione di sopravvivenza, spiegano i commercianti padovani. Affitti e stipendi non aspettano. Il commercio sta morendo di spese.